Allora, adesso invece con Valentina Chiesura parliamo delle terre del fiume. Fare un'impresa agricola in città, perché in città? Dov'è innanzitutto questa impresa agricola? Una abbiamo visto nella zona di Corezzola, no? Per intenderci, e quest'altra invece dove si trova? Un attimo che leggo un messaggio, ma l'agricoltura senza gli aiuti del governo ci sarebbe ancora? Posso parlare? Sì. Allora, c'è, no, senza aiuti del governo, sì, io non ho aiuti. Sì, Ah. infatti. Purtroppo non ho aiuti, E tra quindi le donne virgolette. fanno agricoltura senza aiuti del Sì, governo? perché Potrebbe ho essere oltre questo il 40 messaggio. anni e non danno degli incentivi sotto i 40, meno di 40, e se hai dei figli che sono laureati, per cui perdo subito. Sì, Per cui quindi- tutto ciò sta partendo con tutte le mie forze e grazie alla banca anche, perché bisogna ringraziarsi. Quindi si loro. può fare, si può Sì, fare. per ora Quindi sì. istruzioni per l'uso ve le stanno dando le nostre ospiti. Allora, che cos'è questi grani antichi Corte Assunta? Come nasce e soprattutto che cosa faceva lei prima? Allora, io sono delle terre del fiume. Sì, 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 sì. La Corte Le terre Assunta del- è lei. le terre- Comunque, allora, è nata, la nostra è un'azienda piccola, orticola, e lei mi chiedeva dove si trova, e si trova praticamente lungo l'argine che dal Bassanello porta dietro l'aeroporto. Ah, ho Quindi capito. siamo nella Forse zona l'ho anche del Basso vista, Isonzo. l'ho vista. Siamo nella zona del Basso Isonzo e facciamo agricoltura lì perché lì abitavamo e abitiamo. Allora, quando noi abbiamo scelto di fare questo cambiamento di vita, io e mio marito insieme, e non volevamo però stravolgere la nostra esistenza e soprattutto l'esistenza di chi ci stava intorno, nel senso, noi abbiamo una figlia che ora ha 18 anni e che non era, diciamo, nei nostri progetti portare a vivere da un'altra parte. Abbiamo anche tutti i nostri affetti più o meno qui intorno. Ma che professione facevate? Allora, io sono laureata in lettere e indirizzo storico e ho lavorato sempre con degli incarichi in biblioteca al riordino di archivi. Quindi proprio nel settore. Esatto, settore proprio nel agricolo. settore agricolo. Invece mio marito lavorava nella vendita diretta, gestiva un gruppo di venditori di caffè. E quindi a un certo punto lui era stanco del suo lavoro e io diciamo, ho visto che non c'era più strada con questa cosa degli incarichi a tempo determinato e rinnovabili. Ero stanca forse anche di questo modo di lavorare, che era sempre ogni piccola cosa fine a se stessa, non vedevo una prospettiva di costruzione futura, ecco. E quindi abbiamo sempre avuto, soprattutto mio marito, io un po' di riflesso, perché appunto ero presa più da altre cose, una grande passione per il verde, e infatti quando siamo andati ad abitare dove abitiamo tuttora, lì lungo l'argine, diciamo che la cosa che ci aveva fatto scegliere quella casa era proprio il fatto che aveva un grandissimo giardino, perché noi quando, diciamo, avevamo il nostro lavoro non agricolo, avevamo comunque un giardino di 3000 metri nel quale avevamo fatto un orto, e abbiamo scelto quella casa, che poi abbiamo ristrutturato quasi completamente, direi esclusivamente per il fatto che aveva un giardino grande. Da trasformare. Esatto, che poi abbiamo diciamo, cresciuto e arricchito mano a mano nel tempo. Ma cosa le è scattato come idea per cominciare a buttarsi? L'altra cosa che ha sempre guidato, diciamo, e qui invece forse sono più io, è l'aspetto ambientale ed ecologico. Cioè io credo che non ci si può più disinteressare dell'impronta che facciamo su questa terra, ecco, fondamentalmente. Quindi quando prima, come privato cittadino, ho cominciato a fare le cose che potevo fare per limitare il mio peso, e quindi abbiamo cambiato l'impianto di riscaldamento, abbiamo fatto quello geotermico per abbattere i fumi delle caldaie, diciamo, questo tipo di inquinamento. Poi per supportare il consumo di energia elettrica, che con l'impianto geotermico è maggiore, abbiamo fatto dei pannelli solari. Questo sto parlando di casa privata, non di impresa. Diciamo,
avevamo già questa sensibilità di rispetto, ecco, verso l'ambiente, verso la natura. Abbinando questa alla passione per il verde, stando in una zona che è una delle poche aree ancora abbastanza agricole di Padova, a un certo punto abbiamo pensato, vabbè, perché in fondo non fare di queste passioni un mestiere, e quindi provare a invece passare da privati cittadini a aprire un'azienda agricola che lavorasse e ragionasse in termini ambientali. Con produzione di cosa? Allora, la nostra produzione è prevalentemente orticola. Noi lavoriamo su aiole rialzate pacciamate, cioè sempre coperte con telo o di polietilene oppure anche di Mater B. Irrighiamo con le cannette, diciamo, a goccia, in maniera da limitare anche il consumo di acqua e rispettare il più possibile gli organismi orticoli, gli organismi terricoli che abitano nella terra dove noi coltiviamo gli ortaggi. Ma è biologico oppure no? Siamo biologici certificati, sì. Noi da sempre abbiamo iniziato già con l'idea di fare una produzione biologica. È possibile fare il biologico in città? Sì. Certo che è possibile. Allora, biologico, cosa vuol dire biologico in città? Allora, innanzitutto la cosa importante è cosa vuol dire biologico per noi. Nel senso, biologico è un'etichetta che ormai raccoglie moltissimi significati. Allora, quello che è alla base della nostra passione e anche delle motivazioni che ci guidano la sfida più grossa è quella di fare agricoltura restituendo al terreno più di quello che gli togliamo con le nostre coltivazioni. Allora, noi siamo, il contesto che c'è intorno è un contesto e anche le terre che poi abbiamo coltivato, che attualmente coltiviamo noi, erano terre che venivano coltivate in maniera estensiva, più o meno tutti gli anni le stesse colture. Tipo grano, frumento? Da una parte era sempre frumento, gran turco, dall'altra si alternava sempre soia, gran turco, insomma quello per cui c'erano i contributi probabilmente in quell'anno, anche giustamente, nel senso che ognuno poi deve fare le cose secondo le sue possibilità e le sue convinzioni, non è che invece noi volevamo creare un'oasi di verde vivo. E quindi abbiamo cominciato intanto abbiamo seguito un corso di agricoltura biologica. E qui torna il corso, quindi entrambe. Esatto, noi abbiamo seguito la scuola esperienziale di agricoltura biologica per un anno e abbiamo sicuramente imparato moltissimo. E questo ci ha aiutato a poter a partire, anche noi per combinazione, non sapevo neanche che anche lei fosse partita 3 anni fa, esatto. Sì, dai, non avevo, diciamo, collegato l'esordio. Esatto, e abbiamo cominciato con la coltivazione di alcune aiole. Di ortaggi. Si comincia con l'aiola di ortaggi, quindi anche sì. Un piccolo terreno, tutto sommato. Allora, in realtà si parte con poco, perché finché non parti non sai in realtà che tipo di difficoltà incontrerai, quante cose sarai capace di fare, quante sarai capace di venderne, nel senso che comunque l'ortaggio è estremamente deperibile, quindi io non è che l'ortaggio che raccolgo oggi poi lo posso tenere lì 20 giorni, cioè se oggi lo raccolgo al massimo entro una settimana lo devo vendere se ho una cella, se no anche molto prima. Quindi, diciamo, come dice lei, si butta il cuore oltre l'ostacolo, si dice ok, adesso partiamo, e poi abbiamo cominciato a vendere tramite un gruppo WhatsApp dove abbiamo informato gli amici della nostra iniziativa. Voi vendete anche in azienda agricola? Noi vendiamo in azienda, noi abbiamo, diciamo, nel passare dei mesi all'inizio vendevo a bordo campo, con un gazebo a bordo campo, i
pochi prodotti che avevo in quel momento. Ho cominciato nell'agosto del 2016, poi quando la stagione non è stata più quella del poter stare a bordo campo, mi sono trasferita in un locale di una, adesso la chiamiamo fattoria, insomma era una casa rurale che avevo preso assieme al campo, e ho cominciato a vendere lì. Poi pian piano abbiamo ristrutturato un altro locale sempre in questa fattoria e adesso lì è il nostro punto vendita. Quindi vicino dove producete sostanzialmente? Dove produciamo, cioè da dove le persone vengono ad acquistare vedono dove sono le produzioni. E quindi forse anche la strategia per entrambe è seguire la filiera dall'inizio alla fine. Sì. E quindi uno si appropria proprio del proprio prodotto e riesce anche ad avere magari una soddisfazione maggiore, un guadagno anche, forse anche un guadagno sicuramente maggiore. A livello economico, almeno per quello che riguarda gli ortaggi, io di seminativi onestamente me ne intendo poco, credo che sia l'unica possibilità. Nel senso che se cominci a metterti nell'intermediazione praticamente non hai nessun plus valore e quindi non riesci probabilmente nemmeno a stare a galla. Quindi questo è, questo è importante. Anche è fondamentale, e anche perché se tu puoi parlare direttamente con le persone che acquistano il tuo prodotto, puoi raccontare e fare parte di quella che è la tua scelta, che è poi la cosa importante. Sì, assolutamente. Dopo vi do la parola ad entrambe, un attimo solo andiamo in pubblicità che incombe e poi ritorniamo insieme, magari dopo leggo anche i messaggi che sono arrivati.